Il liceo classico Empedocle organizza oggi un incontro con Alessandro Avenia, un autore che parlerà di Ulisse e della sua Odissea. Sì, assolutamente, oggi è un altro appuntamento incorniciato all'interno del progetto Incontro con l'autore, che quest'anno è stato particolarmente ricco e significativo per il liceo classico e musicale Empedocle. Ricordiamoci che il Ministero dell'Istruzione definisce Alessandro D'Avenia lo scrittore più amato dai giovani, quindi noi siamo profondamente orgogliosi di averlo oggi, tra l'altro in questo splendido luogo che è il Teatro Pirandello. Come ha detto bene lei, D'Avenia parlerà di Ulisse e dei 24 canti dell'Odissea, poema omerico che i nostri studenti appunto già iniziano a conoscere fin dai banchi di scuola, quindi credo che la collocazione di questo autore all'interno del liceo classico sia veramente imprescindibile, proprio perché è oggetto di studio fin dai primi anni di scuola, gli anni del ginnasio. Sicuramente i ragazzi avranno tante curiosità, proprio perché ritrovarsi faccia a faccia con un autore, un professore che ha fatto un po' della letteratura anche la sua vita, diventa per loro motivo di anche spinta e motivazione interiore a proseguire con più entusiasmo gli studi classici. Io non ho nessun segreto, è la materia della vita quotidiana, insegno da 24 anni e credo che per poter parlare con un minimo di credibilità con i ragazzi bisogna entrare appunto in relazione con il loro cuore, e avendo io questa esperienza di 24 anni qualcosina adesso comincio a capire, e l'Odissea mi sembra, diciamo, l'autostrada per entrare in questo cuore. Quanto è importante dialogare con i ragazzi degli Ulisse e l'Odissea, che sono stati i capisaldi della nostra informazione culturale, della nostra istruzione culturale. Ma io, come dico sempre, l'Odissea è l'unica opera che noi utilizziamo come metafora della vita. Se diciamo che la vita è un'Odissea, qualche cosina questo significa per la vita quotidiana. È di Ulisse, di Telemaco, di Penelope, di Sirene, sono piene le strade delle città. Partire da lì è affinare un po' gli occhi e cominciare a scoprire che dentro di noi c'è una chiamata ad essere eroi che forse oggi stiamo un po' dimenticando, perché così ipnotizzati come siamo da una cultura che ci porta sempre altrove, ci dimentichiamo che l'eroe ce l'abbiamo dentro. Un libro di riflessione. Ma è un libro che obbliga chiunque lo legga, e il problema è oggi che noi l'Odissea non la leggiamo più, a considerare qual è la propria Odissea personale. La prima metà del libro è un viaggio, ma noi ci dimentichiamo della seconda metà, in cui Ulisse arriva come un poveraccio nella sua terra Itaca e non è che viene riconosciuto come il grande eroe, è un povero che non è riconosciuto da nessuno, solo grazie alle relazioni fondamentali ritorna a essere Ulisse, il cane, il figlio, gli amici, la moglie, il padre. Forse questo ci dice che noi, che stiamo andando a cercare continuamente felicità fuori di noi stessi, dobbiamo rientrare in ciò che è essenziale, e l'Odissea non fa altro che ricordare. Quanto è attuale la figura di Ulisse oggi? Ma non è questione di essere attuale la figura di Ulisse, siamo noi che siamo antichi. Ulisse è lì da 3000 anni perché ci deve ricordare come si fa a vivere. Noi costantemente nella vita quotidiana ci dimentichiamo di vivere e dedichiamo la nostra vita a cose che non sono essenziali. Ulisse ci dice: vi volete svegliare? Che cosa è necessario? Come fa lui nella prima metà del viaggio, spogliarsi di tutte le cose inutili che abbiamo nella nostra esistenza, affrontare i nemici e le illusioni di destino, e nella seconda metà rindossare questo destino che è proprio nostro attraverso le relazioni essenziali. Itaca non è un posto da conquistare, sono le relazioni che Ulisse ricostituisce con le persone fondamentali della sua vita.